Buongiorno carissimi castellani, continuano gli episodi delle nostre pillole. Oggi ci troviamo in un punto molto particolare che è un gioiello appunto della nostra città. Come infatti riconoscerete dal nome del noto ristorante Antico Cirone, ci troviamo nella piazzetta che si trova ai piedi della torre civica. La scelta non è casuale. Infatti questa sarà una puntata molto particolare dedicata a un elemento che è veramente presente all'interno di Castelfranco e sono i pozzi. Qui abbiamo un bellissimo esemplare appunto di pozzo, è un pozzo che secondo le testimonianze risalirebbe addirittura alla fondazione del castello, quindi insomma stiamo parlando del 1195. Quando Castelfranco viene fondata dal comune di Treviso. Insomma, secondo le fonti appunto è sicuramente uno degli esemplari più antichi, ma non è l'unico, infatti sono veramente tanti i pozzi presenti all'interno ma anche fuori delle mura. Noi abbiamo ora cambiato punto, abbiamo infatti visto prima un esemplare di pozzo aperto con la sua struttura ancora interamente conservata, ma sono veramente tanti i pozzi di Castelfranco che sono stati nel corso degli anni chiusi per varie motivazioni. Il più importante è sicuramente questo, che si trova a fianco al municipio di Castelfranco Veneto. È veramente un punto nevralgico perché per i castellani si tratta infatti del centro del mondo. Qualsiasi castellano doc vi riporterà appunto questa notizia riguardo a questo pozzo che è stato chiuso purtroppo nel corso degli anni '80 per lasciare libero il passaggio per la strada. Di pozzo interrato e particolarmente interessante è questo, che si trova ai piedi di Palazzo Soranzo Novello, di recente appunto acquistato dal comune di Castelfranco Veneto. Questo pozzo è particolarmente importante perché è legato a una tragica circostanza. Come infatti recita un'iscrizione riportata nella parete di questo palazzo, il pozzo fu fondato in tempo di peste. L'iscrizione risale al 1505 e recita appunto che a 11 piedi dalla base della casa si trova appunto questo pozzo. Castelfranco fu colpita svariate volte da questa terribile epidemia di peste che, come si sa, colpì l'Europa in una prima ondata tra il 1348 e il 1350. Castelfranco conserva un tragico ricordo della peste, infatti a seguito della prima ondata che colpì l'Europa nel 1348 la sua popolazione si aggirava circa attorno alle 2000 unità contro invece i 7000 di Asolo, quindi capiamo come di fatto la peste colpì duramente Castelfranco. Questo probabilmente era dovuto alle condizioni igieniche non proprio idonee dei suoi abitanti. Particolarmente cruente furono poi le ondate del 1575 e del 1630. Chiudiamo ora la nostra pillola qui davanti al museo Casa Giorgione, proprio perché il celebre pittore Giorgione fu probabilmente una delle vittime di questa terribile pandemia di peste e secondo le testimonianze morì infatti attorno al 1510. Bene, io ora vi lascio e vi do appuntamento alla prossima pillola castellana. Un saluto!